L'uva è sicuramente un frutto nobile, l'altra frutta al massimo si trasforma in marmellata e finisce nell'arco di un anno. Da un grappolo d'uva così può nascere un vino che dura decine di anni. Il mio primo ricordo legato al vino risale a quando ero bambino e accompagnavo mio papà ad acquistare il vino in un canevon. Lui acquistava del vino sfuso che poi imbottigliava. Io non so se fosse un vino di qualità, ma di sicuro era bellissimo accompagnarlo, perché questo luogo aveva qualcosa di magico. C'era pochissima luce in questa grande cantina e intravedevo appena il bordo di queste grandissime botti di legno. E poi nell'aria c'era questo profumo di vino, anzi di vinacce appena schiacciate. Era proprio bello. Poi nel tempo, crescendo, ho imparato anche a bere, poco ma bene. E con Bea ci sarebbe piaciuto un giorno pensare a dei vini nostri, e allora abbiamo cominciato a girare per cantine, ad assaggiare, a capire, a provare, perché noi abbiamo gusti semplici, però ci piace il vino buono, il vino soprattutto che racconti anche la storia, la cultura della terra dove viene prodotto. E poi finalmente abbiamo incontrato la famiglia Sutto, con i quali abbiamo selezionato tre vini importanti, belli, importanti per qualità, ma facili da bere, facili da comprendere, perché sono dei vini che arrivano diretti alla bocca e anche al cuore. E così abbiamo selezionato tre vini. Il primo è un vino rosso, è un taglio bordolese tra Merlot e Cabernet, che poi passa 18 mesi in barrique, e abbiamo chiamato rosso positivo. Poi un vino bianco dalle forti note minerali ma anche floreali, che è un vino che sembra un canto rivolto al cielo, e ho voluto chiamarlo Voce. E poi chiaramente un vino un po' più festaiolo, un bollicine, perché bisogna anche fare festa, no? Poi nel mio mestiere, nel mio lavoro, festa si fa ogni tanto. Abbiamo selezionato un prosecco di OCG, un extra dry fantastico, e quel perlage, quelle 1000 bollicine piccole mi hanno fatto pensare al nome, e l'abbiamo chiamato Le 1000 bolle gialle, un vino festaiolo e allegro. Ma volevo che i miei vini avessero qualcosa in più, qualcosa di particolare, e siccome nella mia vita questo qualcosa in più è sempre arrivato dalla musica, ho provato e ho cominciato a sperimentare e a trattare i miei vini con le frequenze musicali, quelle importanti, quelle che possono cambiarci la vita. Adesso trattiamo le botti di questa barricaia con la musica. Userò la frequenza di 528 Hz, che è conosciuta anche come la frequenza del miracolo, in quanto rigenera e armonizza il DNA, dando seguito a numerosi effetti benefici: maggiore energia vitale, più lucidità mentale, consapevolezza, risveglio della creatività, una pace interiore e grande gioia. Io la utilizzo spesso prima di andare a dormire, anche per cancellare quelle basse frequenze derivanti da emozioni, ahimè, non sempre buone, provate durante il giorno. Ma iniziamo il trattamento con la musica a questo taglio bordolese, dal quale nascerà
il rosso positivo. Il legno, il rovere di queste barrique è vivo come il vino, e allora la musica viene trasmessa attraverso questo muro di altoparlanti e la musica va a dialogare con le cellule, con le particelle di acqua contenute nel vino. Questi serbatoi sono in acciaio e quindi non sono vivi come il legno di rovere delle barrique, e allora la musica la trasmettiamo attraverso questi altoparlanti, che sono gli stessi che vengono usati nelle piscine di nuoto sincronizzato, immersi nell'acqua e si sente la musica. Ne metteremo alcuni attaccati a questo serbatoio. Uno qua, un altro lo posizioniamo qua, un altro qua su e un altro da questa parte. E dopo il lavoro dei vinificatori e anche della musica nasce voce. Per voce ho creato una musica fatta con un multitraccia della mia voce, che fa dei tappeti per metterci qualcosa di mio e di molto fisico. È un vino incredibile questo, perché è un bianco che ha fragranze di nocciola, di camomilla, di glicine, si sente l'erba di campo appena tagliata, ed è veramente un vino che io l'ho chiamato voce perché secondo me gli inni si cantano con la voce, ed è veramente un inno al cielo. In queste autoclavi, col metodo Charmat, il metodo Martinotti, viene prodotto il 1000 bolle gialle, che è questo prosecco di OCG selezionato con cura, viene dalla zona di Valdobbiadene e Conegliano, Luvaggio, e quindi è proprio un extra dry puro. Profuma di melograno, di erba appena tagliata, ti riporta a ricordi dell'infanzia e ti fa venire voglia di berlo perché è festoso, è gioioso, e anche qui useremo una frequenza che è adatta ad aprire i rapporti umani, il 6,39, che farà un buon lavoro su questo vino. Anche qui useremo i soliti altoparlanti a pressione, e anche qui, grazie alla musica, questo vino avrà un suo perché. Questi sono i nostri vini fatti con amore e trattati con altrettanto amore attraverso le frequenze musicali, attraverso la buona musica. Io non so quanto la musica possa intervenire nel modificare un vino. Qualche prova l'abbiamo avuta e di sicuro tutto diventa più armonioso come la musica, tutto diventa più morbido, più avvolgente, proprio come la musica. A me la musica ha fatto un gran bene, per cui direi che male al vino non ne può fare. Poi peraltro sia a me che a questi vini piacciono già molto così, per cui con la musica non possono che migliorare.